Stasera presentiamo il libro di Alberto Campora, che è vicino a me, Terza età, troppo pieno. E a aiutarci in questa avventura, in questa presentazione, c'è il maestro Tonino Tosto, che è qui perché in realtà ha curato la prefazione al libro, quindi non è che si è impegnato anche prima ancora della pubblicazione. Io passerei la parola al maestro Tonino Tosto con il solito di una cosa: questo è un libro che ha rappresentato anche per la casa editrice un grande impegno, perché diciamo che, a parte la mole, ma questo sarebbe relativo, però è un libro che ha immagini a colori, che ha immagini in bianco e nero, che ha un DVD, insomma, è stato un impegno editoriale significativo, un percorso che abbiamo fatto insieme ad Alberto, che ci ha guidato passo passo, durato parecchi mesi in realtà, 6 mesi, passo passo, e siamo arrivati a un prodotto che insomma c'è da grande soddisfazione. Poi sarà chi lo legge, chi ce l'ha in mano, ma allora, maestro Tonino Tosto, cioè raccontare la propria storia per invitare ognuno di noi, ognuno dei lettori, a riflettere sulla propria storia, che è anche storia collettiva, se ci pensiamo, sostanzialmente è così. Siamo ognuno portatori di una storia individuale, ma al tempo stesso, se ci mettiamo qui abbiamo fatto un po' di incontri, no? Se ci mettiamo qui a raccontare dei momenti, dei passaggi della nostra vita, troviamo tante di quelle comunanze, tante di quelle delusioni, tante di quelle soddisfazioni, di quegli incontri, di quei successi che insomma sa potremo raccontare. E finché c'è la voglia e la capacità di raccontarsi, è possibile anche che uno degli scopi di questa pubblicazione possa anche essere raggiunto, perché lo scopo è sostanzialmente quello di raccontare e raccontarsi per portare a conoscenza. Riflettevo sul significato di fare memoria. Fare memoria in che senso? Soltanto per ricordarsi quanto accadde il 10 giugno del 1940, che va sempre ricordato, perché insomma, è una data tragica della storia del nostro paese, no. Oppure fare memoria non solo per ricordare, non solo quindi in modo nozionistico, ma per lavorare su un condividere una storia collettiva. Siamo della seconda, senz'altro, siamo della seconda. Quindi dicevo, accettai di buon grado questo, sapendo quello che mi aspettava, ed effettivamente è un libro, diciamo, ponderoso, molto interessante e pieno anche di, ripeto, di storie, di aneddoti e anche di quello che è un percorso artistico e culturale di un cittadino che io mi sono permesso di definire gramscianamente organico. L'intellettuale organico, questo è sostanzialmente, cioè persone che attraverso il suo percorso di vita ha una costante comunque, quella dell'impegno per la collettività. Certamente lo scopo è anche quello, il titolo la dice tutta: terza età a tempo pieno, quando l'estro artistico aiuta a rimanere giovani. Ma è vero che l'estro artistico aiuta a rimanere giovani? Beh, leggiamo queste pagine, ma leggiamo anche le nostre pagine, leggiamo anche le nostre pagine, perché solo così, tra l'altro, i giovani possono capire quanto gli adulti e gli anziani siano effettivamente una grande risorsa per la nostra società. Non ho dormito mica, ho quasi pianto. Mamma, avete cambiato di Camposanto, c'è l'aria frizzantina e sto a vedere la pala scala piano, si avvicina. Ecco il vestito blu, eccolo lei, vedo il sorriso di chi può stare soltanto in paradiso.
sto qua chiuso, c'ho la capoccia nella nuvoletta. Mi danno una cassetta con dentro mamma in viaggio di riposo. Ah, ma ti ho preso in braccio per fare un viaggio. Dove mandare Verano? Tranquilla che andiamo piano piano, mo guardate il paesaggio. Va bene? Come guido sta bella passeggiata? Che strana mattinata, oggi ero nero. Vedi che morito, sono diventato allegro, non di niente. Che parlo solo io. Mi piace ancora di te, amore mio. Lo dico piano, può sentire la gente. Le cose che ci dima a cuore che le verrò di su al quarto piano. Le sentirà papà, non sta lontano, così poi siamo in tre a parlare d'amore. Siamo arrivati, mo t'ho da lasciare, tanto tra poco io vengo a stare con te, così potremo ancora chiacchierare.